Per scappare dai carabinieri che lo volevano controllare si è barricato all'interno di un istituto scolastico. Ha seminato il panico la fuga di un giovane straniero alle prime ore di venerdì mattina. Sono circa le 6, i residenti di via Cardinal Callegari all'Arcella chiamano i carabinieri per segnalare una lite in strada tra nordafricani. All'arrivo della pattuglia uno del gruppo scappa in bici, poi scavalca il cancello dello stabile che ospita alcuni istituti superiori, sale fino al quarto piano e si arrampica sulla grondaia fino al tetto. Qui si ferma pericolosamente in bilico e minaccia di buttarsi. Dopo quasi 2 ore il negoziatore dei carabinieri e i vigili del fuoco lo convincono a scendere. Nel frattempo la strada viene bloccata. I ragazzi che dovevano entrare a scuola vengono tenuti a distanza dai docenti. Ecco il racconto di una dipendente dell'istituto, testimone di quanto accaduto. Arrivati per prendere servizio e abbiamo trovato carabinieri, vigili del fuoco e non abbiamo potuto accedere e abbiamo preso servizio da poco. Io ho visto soltanto quando lo hanno portato fuori con l'auto dei carabinieri. All'interno della scuola che ospita il liceo classico europeo, l'istituto Ruzza e il convitto per sordi Magarotto c'erano solo una quindicina di ragazzi che erano alloggiati nel convitto. Fortunatamente non si sono accorti di nulla. Gli altri studenti in via precauzionale sono tornati a casa, lezioni sospese per tutto il giorno. Sono stati allontanati, non sono neanche entrati nella strada. C'erano i docenti che li hanno tenuti a debita distanza, li hanno tenuti protetti. Lo straniero che ha seminato il panico è stato portato in caserma dai carabinieri e fotosegnalato. Nella zona c'è un problema di spaccio, denunciano i residenti che però preferiscono non parlare alle telecamere. Il giro di pusher e clienti è visibile a tutte le ore.